Tragedia sfiorata questa mattina in un centro per disabili a Zero Branco. Un giovane affetto da autismo ha accoltellato una psicologa, è rimasta gravemente ferita. La condotta del ragazzo è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Giovane consigliera comunale di Susegana scampata uno stupro mentre era in vacanza a Malta. Ha denunciato l'aggressore e ora le autorità di La Valletta lo stanno cercando. Pauroso incendio nella notte a Ponzano Veneto, azienda chimica distrutta dalle fiamme, nuvola visibile a chilometri di distanza. ARPAB rassicura i cittadini. Ancora una razzia di piantine di vite di tipo glera dopo il colpo della settimana scorsa a Montebelluna, stavolta ladri in azione a Maser. Calmierazione degli affitti e più vigilanza notturna sono queste alcune delle priorità indicate dai trevigiani nell'indagine commissionata da Ascom, l'associazione che si prepara così al confronto fra candidati sindaco. Nuova vita e nuovi spazi per il liceo artistico di Treviso per un investimento complessivo di 7.600.000 euro. Oggi la presentazione del progetto. Studenti come piccoli chimici e Fiume Piave come amico da rispettare e curare. Centinaia di studenti di medie superiori delle province di Treviso e Venezia partecipano a un progetto della Regione e dei comuni del Medio e Basso Piave. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti davvero i fatti di cui vi dobbiamo dare conto anche questa sera per la nostra edizione trevigiana. Prima però il sondaggio di Ring, la trasmissione di prima serata con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino che torna a partire dalle 21:15. Scuola, niente voti per togliere l'ansia. Giusto? Se sì, il numero è quello in verde che vedete, 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. Sullo sfondo questo tema di estrema attualità. Ci sono già delle scuole anche in Veneto che stanno abbandonando la logica dei numeri per abbracciare quella dei giudizi. Succede per esempio in un liceo classico scientifico a Mestre. Insomma, il dibattito è aperto, se ne parla questa sera a Ring con Avarino. Dicevamo i fatti che sono davvero tanti, su tutti la tragedia sfiorata questa mattina in una comunità a Zero Branco. Un giovane affetto da autismo mentre stava tagliando delle patate ha accoltellato la psicologa veneziana 32enne. La donna portata in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi per il momento è di 40 giorni. Il 29enne è stato denunciato con l'accusa di lesioni personali aggravate. La sua posizione al momento al vaglio dell'autorità giudiziaria e nei prossimi giorni sarà sottoposto a una nuova valutazione psichiatrica. Ma ci racconta tutto Daniela Sizia che oggi era sul posto con Simone Merlo. Questo giovane uomo è scattato, stiamo cercando di capire, ci ha detto adesso, mi ha chiesto di tagliare le patate piccole, probabilmente in primavera, un rumore forte, e ha colpito la psicologa, coordinatrice, solo che nel farlo aveva un coltello in mano e quindi l'ha ferita in maniera importante. Un fendente all'addome, la psicologa si è accasciata a terra ma è rimasta sempre cosciente. È accaduto nel centro Terra Libera Tutti che accoglie ragazzi fragili con disabilità psichiche. Tutto è accaduto in un attimo, poi l'allarme lanciato dagli operatori e l'arrivo dell'elisoccorso, dell'ambulanza e dei carabinieri. La donna è stata portata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è rimasto nella struttura fino all'arrivo del padre. Nella sua storia clinica ha degli episodi di aggressività ma sempre molto ben verbalizzati. Significa che non ha un'escalation improvvisa ma un'escalation rituale. Il giovane è ospite in una struttura nel veneziano della stessa associazione ed era venuto a Zero Branco per seguire una delle attività organizzate dal centro. Da circa 2 anni, avendo acquisito delle buone capacità soprattutto in cucina, hanno spiegato, si iniziava scegliendo un menù, poi si andava con gli operatori a fare la spesa, quindi si cucinava e si mangiava tutti insieme. Attività che ha sempre funzionato molto bene, che dà libertà. È chiaro che in qualunque processo educativo e anche ovviamente quello con persone con fragilità e disabilità, dove c'è libertà c'è anche rischio. Noi cerchiamo di contenerlo, di guardarlo, di osservarlo, di conviverci e
oggi non siamo riusciti. Ora si deve pensare al futuro e come affrontare questa situazione che ha scosso tutti. Nel pomeriggio gli operatori si sono riuniti. L'idea comunque di base è che questa settimana ovviamente le persone che possono rientrare in casa, che possono trovare comunque un contesto stabile, sereno, rientrano in casa. Ovviamente persone che vivono con noi, che non hanno famiglia o non c'è la possibilità che rientrino in casa per svariati motivi, dovranno necessariamente stare con noi e ci organizzeremo in maniera tale per vivere questo momento. Cioè, questo momento va vissuto, non possiamo superarlo, va vissuto, va capito, va elaborato. Sul posto i carabinieri hanno ascoltato operatori e hanno raccolto le testimonianze. E c'è una comunità sotto shock, quella di Zero Branco. Oggi sul posto anche il sindaco Luca Durighetto. Il primo cittadino ha voluto parlare con il presidente dell'associazione, con gli investigatori. Questa realtà, ha spiegato, è attiva da 5 anni nel territorio e porta avanti un progetto importante a sostegno dei giovani con difficoltà. C'è un'attenzione da parte degli operatori che è massima. Chiaro che quando si ha a che fare appunto con ragazzi fragili e con reazioni che non si possono calcolare prima, può essere pericolosa qualsiasi cosa, può essere pericoloso anche solamente l'utilizzo di un bicchiere, di una sedia, lo spostamento di una sedia o qualsiasi altra cosa. Ogni progetto è valutato attentamente e mai era accaduto un fatto simile. Se all'interno del percorso di autonomia la psicologa, comunque la struttura, aveva valutato che potesse esserci anche questo laboratorio, che si trattava di un laboratorio di cucina, quindi un laboratorio anche abbastanza ordinario per loro, evidentemente vuol dire che le condizioni c'erano. Poi purtroppo la sensibilità e la fragilità di qualche ragazzo in questo momento è esplosa in questo modo. L'obiettivo dell'associazione è quello di arrivare a dare la possibilità di una vita il più possibile autonoma a questi ragazzi. Dare loro la possibilità che possano avere una vita autonoma indipendentemente dalla famiglia, dalla quale comunque tornano magari nei weekend o quando viene deciso dalla comunità, però è un progetto molto importante in modo che queste persone possano vivere la propria vita in autonomia. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Luca Zaia. Rivolgo i più sinceri auguri di pronta guarigione alla psicologa rimasta ferita oggi a Zero Branco. Si tratta di professionisti che operano in un settore delicatissimo sia per le caratteristiche dei pazienti, ai quali deve sempre andare il nostro rispetto, sia per i rischi che a volte gli operatori si trovano ad affrontare. Da Zero Branco a Ponzano per l'incendio che si è sviluppato nella notte che ha distrutto un'azienda chimica. Paura nella notte in via della Libertà a Ponzano, dove un'azienda che produce e vende prodotti chimici è stata distrutta in un incendio. A dare l'allarme gli automobilisti che percorrevano la statale poco distante, che avevano notato la grande nuvola di fumo che si era creata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco da Treviso e Montebelluna, nessun ferito, l'incendio si è esteso per circa 400 metri quadri, sul posto anche i carabinieri e l'ARPAV. A mezzanotte i vigili del fuoco mi hanno chiamato, anche i carabinieri della stazione di Montebelluna, e sono accorso qui in questa azienda che porta lavorazioni in cui sono presenti i solventi, inspiegabilmente ha preso fuoco. I pompieri sono arrivati da Treviso, Montebelluna e con i volontari di Asolo, con 3 autopompe, 3 autobotti, il carro aria e 18 operatori. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme, evitando il coinvolgimento dei 2 capannoni limitrofi, divisi solo dai muri di contenimento. Il personale dell'ARPAV ha eseguito numerosi monitoraggi ambientali, poi la nube si è dissolta col vento. La paura poi di non sapere esattamente quanti litri di solvente fossero presenti era palpabile. Insomma, la situazione, la stessa ARPAV che era presente con 2 unità più volte ha fatto misurazioni in tutte le aree, perché in quei momenti l'aria, insomma, si sentiva che pizzicava. Per fortuna non è stato necessario alcun provvedimento ambientale da parte del sindaco. Mi ha chiamato anche l'assessore Bottacin della Regione Veneto della Protezione Civile e Ambiente, rassicurandomi in quanto aveva chiesto e ottenuto i dati da ARPAV che insomma non erano così preoccupanti e che le sostanze veramente nocive erano presenti in quantità minima. Una volta spento l'incendio sono iniziate le operazioni di bonifica e di controllo delle strutture. Il titolare è rimasto tutta la notte, andandosene solo al mattino. Era molto abbattuto perché ha perso tutto, ha perso l'impresa, ha perso i contatti, ha perso
perso il suo futuro. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici e dei vigili del fuoco. Spiace chiaramente per il proprietario dell'azienda che ha perso tutto, ma la qualità dell'aria insomma è buona e ciò che è accaduto ormai è passato. E rimane in prognosi riservata, anche se le sue condizioni sono in miglioramento, il 14enne precipitato dal tetto di un capannone a Casale sul Sile. Un volo da un'altezza di quasi 15 metri. Il ragazzo, che è precipitato da un capannone in disuso, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, secondo i sanitari avrebbe registrato un lieve miglioramento. Intanto è stato aperto un fascicolo senza indagati e senza reato, un atto dovuto. I ragazzi erano saliti sul tetto per fare delle foto forse al tramonto, una bravata che è costata cara ad uno di loro. Il lucernario non ha retto ed il giovane è precipitato al suolo. Lo studente, al primo anno dell'ITIS a Fermi, aveva detto ai genitori che sarebbe andato alla sagra paesana, forse alle giostre. I 3 amici ci sono anche andati, ma poi hanno pensato bene di salire sul tetto del capannone recintato con tanto di lucchetto. Poi la drammatica caduta. Adesso la storia di una giovane consigliera comunale di Susegana che è scampata uno stupro mentre era in vacanza a Malta. Ha denunciato l'aggressore e ora le autorità maltesi lo stanno cercando. Non appena ho aperto la porta, questa persona qui mi ha buttata nel mio letto, salita sopra, ha iniziato a toccarmi, mi ha tappato, proprio ha preso la sua mano, mi ha tappato perché io chiaramente ho iniziato a urlare e niente, per fortuna la porta era aperta e sì, niente, il portiere di notte mi ha salvata. Sono istanti drammatici quelli vissuti da Lara Ali Shahin, 32enne insegnante al liceo Marconi di Conegliano e consigliera comunale a Susegana. Dall'aeroporto di Malta, poco prima di imbarcarsi per far rientro in Italia, racconta di essere scampata sabato notte a una violenza sessuale in albergo alla Valletta, dove la sera del suo arrivo è stata seguita da un 35enne che insieme ad altri giovani aveva incontrato in un pub. Non c'è stato modo di dissuaderlo, spiega. E lì chiaramente io ero presa dal panico e ho avuto difficoltà anche a reagire, mi sono proprio resa conto che non ho saputo come difendermi, ecco, e sicuramente dovrò frequentare un corso di autodifesa, ecco, perché è stato veramente forte quello che sì, mi è successo. L'uomo è stato messo in fuga, ma le telecamere di videosorveglianza di pub e albergo l'hanno ripreso. Lì per lì Lara ha esitato a sporgere denuncia per tutte le conseguenze a cui sarebbe andata incontro, poi ha deciso di procedere. Ci ho pensato un po', mi sono presa il mio tempo, poi ho detto no, devo andare ed ho denunciato la domenica. Questa esperienza qua sicuramente mi aiuterà anche a dar meno confidenza, ecco, e ad essere un po' più prevenuta sugli incontri della nostra vita, ecco. Ed è in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso il 23enne che ieri sera intorno alle 23 è uscito di strada con la sua moto in via della Morte a Valdobbiadene. Il giovane stava facendo ritorno a casa in sella alla sua moto quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme alla SUEM 118, medico-infermieri sono intervenuti con ambulanza, automedica ed elicottero. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica. Vi ripeto, questo giovane 23enne si trova in prognosi riservata alla Cafoncello di Treviso. Vi raccontiamo adesso di un furto particolarmente odioso. Nella notte a Sant'Andrea di Barbarana, siamo in comune di San Biagio di Callalte, ignoti hanno rubato l'incasso di una giornata di solidarietà dedicata ai malati di leucemia. Ieri, ripeto, c'è stata veramente un'ondata di affetto che abbiamo ricevuto e c'è stata veramente tanta gente che ha donato con il cuore, non solo con il portafoglio ma con il cuore. Purtroppo poi si è conclusa con l'amaro in bocca, a fine serata il tempo di caricare la cassa in macchina, salutare 2 persone, mi sono distratta e purtroppo
l'incasso è sparito. Pochi attimi e i risultati di una giornata di solidarietà si sono volatilizzati. È amareggiata Laura Coletto, titolare dell'azienda agricola Villa Rosa Sant'Andrea di Barbarana e sorella di Michela, morta 3 anni fa per una leucemia. Quel Flower Festival, in un trionfo di tulipani, era dedicato a lei e alla raccolta fondi per l'AIL. Una donna meravigliosa che ha trasmesso a tutti il senso vero del volontariato. E una delle sue particolarità era il sorriso, che a noi ogni tanto manca, ma quando pensiamo a lei poi ci facciamo forza e ritorna. Un atto deprecabile, lo ha definito lo stesso presidente della regione del Veneto Luca Zaia sui social, mentre Laura fa appello alle coscienze di chi una coscienza forse non ce l'ha. Chi ha visto, chi ha partecipato al fatto, chi l'ha compiuto. Provate a pensare che i soldi raccolti non servono a curare e non ad arricchire le tasche di qualcuno. Pensate al gesto che avete fatto e se avete un po' di cuore restituite. L'iniziativa di solidarietà torna anche domenica prossima, protagonista un fiore che più di tutti rappresenta un legame senza fine. Il tulipano sboccia, sfiorisce, ma se poi curato i suoi bulbi rifioriscono l'anno successivo e quindi è una vita che continua e quindi è un po' anche forse la vita di Michela che continua e dall'alto ci guarda. Sempre furti da San Biagio di Callalta a Maser. Sono entrati di nuovo in azione i ladri di piantine di vite. A pochi giorni dal furto di quasi 2000 piantine di vite tipologia glera dall'azienda agricola Martignago di Montebelluna, nuovo colpo dei ladri stavolta a Maser. La scorsa notte i movimenti si sono introdotti nel terreno agricolo di un imprenditore in via Caldiriese e come a Montebelluna anche qui hanno asportato circa 1500 piantine di vite, sempre tipo glera, regolarmente registrate. Consistente il danno economico, considerando che una barbatella costa circa 3,50 €, il valore complessivo del furto potrebbe aggirarsi dunque intorno ai 6.000 euro. I carabinieri di Cornuda sono al lavoro per risalire i responsabili. Si moltiplicano i colpi come quelli all'azienda Martignago e a Maser in una stagione poi particolare come questa, dove la domanda è tanta rispetto ad un'offerta ridotta e condizionata dalla situazione meteorologica che ha portato quest'anno come l'anno scorso il costo delle piantine a lievitare. Furti sempre più frequenti e sempre più impattanti sotto l'aspetto economico, al punto che molti imprenditori agricoli hanno valutato la possibilità di tutelarsi con un'assicurazione. Quello che possiamo dire è che purtroppo non si riesce nemmeno ad assicurarsi, certo. Perché so diversi agricoltori che hanno, proprio per riuscire a dormire anche sonni tranquilli, certo. Speravano di poter sfruttare questa arma dell'assicurazione, purtroppo però non era prevista e quindi ci troviamo, per chi ovviamente mette a dimora un nuovo vigneto con un numero magari importante di barbatelle piantate all'aria aperta, magari senza recinzione, senza particolari diciamo dissuasori di sicurezza, si trova veramente ad avere parecchia angoscia. Ma furti di questo genere comportano ulteriori problematiche. Il vero problema poi, mi permetta, è anche quello di dire non le ho più e forse non riuscirò neanche a trovarle, perché c'è proprio anche una carenza di barbatelle, di materia prima, e quindi generalmente si prenotano per tempo, quindi veramente il danno è duplice. La cronaca giudiziaria si sta per concludere con un nulla di fatto l'inchiesta sul tentativo di una 34enne di assoldare sul dark web un sicario per eliminare il rivale in amore. Si tratta di una vicenda che aveva fatto letteralmente il giro d'Italia. L'accusa era quella di aver cercato di assoldare sul dark web, pagandolo in bitcoin, un killer per eliminare il fidanzato della donna di cui si era innamorato, un imprenditore di 45 anni di Conegliano. Ora la Procura della Repubblica ha deciso di chiedere l'archiviazione per il caso del 34enne di Vazzola che aveva pagato 12.000 euro in criptovalute per assoldare il sicario, venendo evidentemente truffato. L'uomo, a cui è riconosciuta una disabilità, non è imputabile secondo la Procura. Non sostenibile l'accusa di tentato omicidio, essendoci, secondo il magistrato, l'inidoneità a commettere il reato. Il tentativo di incaricare un killer del delitto era stato intercettato dall'FBI americana, che aveva allertato la polizia italiana. Da lì l'inchiesta destinata ora a chiudersi con l'archiviazione.
Attimi concitati questa mattina a Treviso attorno a mezzogiorno, un giovane 29enne è andato in escandescenza davanti al municipio, probabilmente dopo aver alzato un po' il gomito. Il giovane, nato a Treviso, di origine marocchina, si trovava in città da conoscenti, anche se risiede a Milano. Visto l'atteggiamento, sono intervenuti le donne e gli uomini della polizia locale di Treviso, guidata da Andrea Gallo, che hanno cercato di calmarlo. Una volta che la situazione è rientrata nella norma, l'uomo è stato condotto in stazione dove ha ripreso la via per Milano. Sul posto, lo vedete dalle immagini, anche gli uomini della questura. Rimaniamo in città, ma per la politica, calmierazione degli affitti e più vigilanza notturna sono queste alcune delle richieste indicate dai trevigiani in una indagine commissionata da Ascom. Treviso deve vivere tutti i giorni, 365 giorni all'anno, non solo nei weekend. Rigenerazione urbana e aree verdi per il centro, scuole e sport per i quartieri, riorganizzazione dei parcheggi ritenuti troppo cari e collegamenti più veloci. Sono queste le priorità dei trevigiani, stando all'indagine realizzata da Ascom su un campione di 800 soggetti, 400 residenti e 400 operatori, ma il tema principale, spinto dalla spirale inflattiva generale, resta quello della residenzialità, su come incentivare l'insediamento di giovani famiglie e imprese. La calmierazione degli affitti è indicata da 6 trevigiani su 10. E per far vivere Treviso ci vogliono i servizi da fornire a questi residenti, che devono essere ovviamente variegati, devono essere le giovani coppie, devono essere le famiglie, devono essere gli anziani, devono essere i lavoratori, devono essere gli studenti. Questo è l'obiettivo. Se vive la città, vive anche tutta l'economia della città. L'amministrazione che verrà dovrà trovare un giusto mezzo tra due dimensioni apparentemente distanti e non sempre conciliabili: la città da vivere, quella per i residenti, e la città da visitare a misura di turisti. Quanto al centro storico, un imprenditore su 2 dice che negli ultimi anni lo shopping è diminuito, complici pandemia, commercio online e centri commerciali. Rimanendo nel salotto buono, il 70% chiede più controlli e vigilanza notturna. Quello che sta cambiando è la percezione della sicurezza e su quello dobbiamo lavorare. Attenzione che la percezione della sicurezza sta diminuendo. Numeri e tendenze che arrivano a meno di un mese dall'apertura delle urne e alla vigilia del confronto al cinema corso fra candidati promosso da Ascom e dalle associazioni di commercianti del centro. Lanceremo un appello tutti insieme per una Treviso che ha un grande futuro. E a proposito di campagna elettorale, oggi il candidato civico del centro-sinistra Giorgio De Nardi ha presentato la sua lista. La priorità è parlare con la gente, stare con le persone, stare con i cittadini, e lo stiamo facendo in modo molto intenso e saremo molto presenti in città proprio per far capire, trasmettere, far conoscere i nostri programmi, le nostre idee e raccogliere i feedback e le sensazioni che i cittadini hanno rispetto alle nostre proposte. Continuare e, se possibile, intensificare il dialogo con tutti, dal centro ai quartieri. Questa è la strategia da qui alle prossime settimane del candidato Giorgio De Nardi nel giorno della presentazione della sua lista civica. Civismo, termine ricorrente nella campagna elettorale dell'imprenditore digitale, che pure rappresenta il centro-sinistra. La lista De Nardi sindaco è un mix di volti ed esperienze. Sono 32 persone di grande valore che vengono da varie origini, quindi ci sono competenze professionali molto diverse. C'è un equilibrio di genere quasi paritetico, c'è una leggera prevalenza maschile, però c'è una rappresentanza femminile molto forte. Ci sono diversi ragazzi giovani che portano una ventata di fresco, di nuovo, e abbiamo anche una forte rappresentanza a livello territoriale sui quartieri, che è una cosa a cui teniamo in modo particolare. Transizione green, residenzialità, nuova mobilità, i temi portanti, con una proposta dell'ultima ora: realizzare un unico grande parco di acque risorgive tra Sile, Storga e Botteniga. Treviso è una città d'acqua, ma ce lo siamo dimenticati. Vediamo il Sile, però lo diamo per scontato. La Restera è lì, ci andiamo in tanti, però nessuno fa niente per valorizzare la Restera. Quindi io sono convintissimo di questo, e uno degli obiettivi che abbiamo in programma è quello di prendersi in carico come comune anche il Parco dello Storga, perché oggi il Parco dello Storga vive una condizione di sopravvivenza faticosa. Io credo che si debba fare molto di più, perché abbiamo un patrimonio strepitoso come parchi naturali che possono diventare un'attrattiva fantastica.
E da Roberto Grigoletto di Italia Viva Azione Futura un nuovo attacco al Terraglio Est, opera che dovrebbe attraversare il quartiere di Sant'Antonino. Meglio lavorare per la liberalizzazione del tratto di A27, dice. Mancano 18 milioni per realizzare questa opera assolutamente inutile chiamata Terraglio Est, che dovrebbe sorgere qui alle mie spalle. Da Sant'Antonino, da sempre il suo quartiere, l'ex vice sindaco Roberto Grigoletto, in corsa come consigliere comunale per Italia Viva Azione Futura, non usa giri di parole per definire il Terraglio Est, il cui progetto è pronto ma per il quale la Regione sta ancora cercando le coperture economiche. Io penso che sia doveroso cercare di impedire la realizzazione di quest'opera e perseguire invece l'altra ipotesi per la quale personalmente mi ero impegnato, ma anche la mia precedente amministrazione, che è quella della liberalizzazione della A27, non pagare cioè quel tratto autostradale, fare un accordo con Autostrade per l'Italia e realizzare questa alternativa. La nuova opera comporterebbe ulteriore consumo di suolo e dividerebbe un quartiere, dice Grigoletto, che dal punto di vista viario già soffre. E soffrirà ancora di più perché si sta realizzando la cittadella sanitaria e guarda caso il Terraglio Est passerà proprio per la cittadella sanitaria, quindi sarà un quartiere davvero in esplosione. Per questo noi il 4 di maggio incontreremo i cittadini di Sant'Antonino e ragioneremo sulla situazione di un quartiere che non va assolutamente dimenticato, non va abbandonato, stretto nella morsa tra Terraglio Est e Cittadella della Salute. Per noi adesso la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso e parlare della rinascita del liceo artistico. Non si molla perché vediamo oggi il 1,8 milioni che si concretizza per l'efficientamento energetico della sede dell'artistico e si guarda avanti avendo portato a casa, essendo divenuti proprietari dell'immobile ex poste che darà quell'ampliamento stabile al liceo artistico di cui fabbisogna da tempo e lo razionalizzerà visto che sono 4 oggi le sedi sui quali oggi lavora l'artistico a Treviso. Da un lato la manutenzione dell'esistente con il miglioramento energetico e l'adeguamento antincendio, dall'altro il progetto a medio periodo con la riqualificazione delle ex poste che consentirà al liceo artistico di allargare gli spazi concentrandone le attività. Questa è la duplice mossa dell'ente provincia resa possibile da un'operazione a costo zero con l'Agenzia del Demanio. Quindi noi ci siamo limitati a mettere nella disponibilità l'immobile, anzi a cedere l'immobile con una permuta che ha consentito di acquisire delle residenze dove vengono ospitati i carabinieri in Treviso dalla provincia e noi in cambio abbiamo dato il palazzo dell'ex CONI alla provincia. Nuovi spazi per l'istituto cittadino ma anche un pezzo di Treviso che torna alla comunità, ai giovani soprattutto. Nessuna operazione immobiliare ma un'operazione di edilizia scolastica che consentirà di dare risposte a quelle che sono le esigenze a un'eccellenza del nostro territorio. La politica ha a cuore il futuro dei giovani prima ancora che la speculazione edilizia residenziale. A proposito di scuola e giovani, adesso andiamo sul Piave per un grande progetto di valorizzazione. 122 classi di 20 comuni del territorio del Medio e Basso Piave, a cavallo tra le province di Treviso e Venezia. Un progetto cofinanziato dalla Regione per far conoscere il fiume alle future generazioni. E gli studenti si trasformeranno così in veri e propri scienziati, quasi dei piccoli chimici. Dopo un primo incontro in classe, infatti, andranno sul fiume e tra provette e calcoli analizzeranno l'acqua del Piave. Coinvolgere i giovani significa coinvolgere il futuro, persone che ragionano senza ideologie o pregiudizi. I ragazzi sono come le spugne, assorbono le nozioni che gli vengono trasferite, ma lo fanno con una grande criticità perché ogni cosa viene analizzata al massimo e lo fanno però scevri da qualsiasi ideologia. La conoscenza del fiume da parte dell'uomo aiuti la convivenza. L'uomo fa parte integrante dell'ambiente e il Piave fa parte integrante dell'ambiente e un ottimo equilibrio fra i due penso che possa fare bene entrambi. Dal punto di vista di chi gestisce il fiume, la priorità è mettere in sicurezza il territorio del Medio e Basso Piave. Adesso auspichiamo che venga completato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'intervento a grave
Piave di Ciano e poi verrà valutato da un punto di vista ambientale, socio-economico, di sostenibilità. I sindaci che sono in prima linea sentono il dovere di proteggere gli abitanti e fanno squadra per questo. Siano messe in sicurezza le persone, questo è un dovere che noi dobbiamo portare a compimento grazie al lavoro di squadra con la Regione e con l'autorità di bacino. E le attività didattiche, questa si chiama Io, tu, noi, il Piave, vogliono coinvolgere i ragazzi. Quali sono i rischi e i pericoli del fiume Piave, cosa che a noi sindaci che abbiamo lavorato di squadra sia per il trevigiano che per il veneziano è una cosa fondamentale proprio per curare loro e per permettergli di vivere in sicurezza il loro fiume. Nei giorni scorsi a Preganziolo un convegno per presentare le nuove frontiere scientifiche sulle malattie della retina. Un caso ogni 3.500 nuovi nati. In Veneto 1.200-1.500 persone soffrono di eredodistrofia della retina, malattie rare, al centro del convegno che ha presentato le nuove frontiere raggiunte in ambito scientifico. In Italia sono solo 6 centri in grado di affrontare la terapia genica nel trattamento di queste patologie. Tra loro l'ospedale di Campo San Piero, riferimento per tutto il nord-est. Nel nostro centro dell'oculistica di Campo San Piero sono stati fatti 2 interventi a 2 bambini che sono qua oggi, diciamo così, 2 bambini cinesi di una rilevanza eccezionale. Gli scienziati stanno lavorando per sviluppare i vettori genici che in questo momento rappresentano il nodo principale nell'applicazione della terapia genica. La strada per poter creare dei vettori virali in grado di correggere tanti geni diversi potrebbe essere piuttosto lunga. In questo momento sono in studio comunque 3 importanti trials clinici fondamentalmente che dovrebbero portare nel giro di 5-6 anni alla possibilità di applicare a diverse migliaia di pazienti questa terapia. Accanto all'ospedale di Campo San Piero e a Retina Veneto, la Fondazione Holman è impegnata nella consulenza e nel sostegno ai bambini con disabilità visiva e alle loro famiglie. 400 i piccoli seguiti nei 2 centri di Padova e sul Lago Maggiore. Ad un sostegno che possa essere veramente un sostegno allo sviluppo del bambino con disabilità visiva e al sostegno della comunicazione, ad esempio della diagnosi alle famiglie. Una rappresentanza dei sindaci dell'Opitergino Mottense è scesa in campo ieri a Ponte di Piave nel palazzetto dello sport Saranzanello contro la nazionale di calcio a 5 unificato mondiali Special Olympics Berlino. Una partita amichevole all'insegna della solidarietà e dell'inclusione che ha preceduto la presentazione del progetto Inclusione delle persone con disabilità, una prova su strada con biciclette per la mobilità inclusiva che il Comune ha ottenuto partecipando a un bando regionale e aggiudicandoselo. Vi mostriamo adesso, in conclusione della pagina di Treviso, queste immagini. Mamma anatra con i suoi piccoli anatroccoli, una scena che ha incuriosito i passanti oggi in zona Pescheria a Treviso, sulle rive del Cagnan, particolarmente popolate di fauna in questo periodo. Mamme e piccoli sono finiti inevitabilmente, immancabilmente sui diversi social dei trevigiani. E noi adesso andiamo a Belluno. Sono gravi ma non tali da rappresentare un pericolo imminente di vita le condizioni di salute di Nicola Boschello, il 47enne di Feltre, rimasto ferito in seguito all'esplosione del suo appartamento saturo di gas. L'uomo si trova ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova, in via Fusaro. I residenti sono ancora sotto shock, come ci racconta Tiziana Bolognani. È stata una notte lunga, vissuta e sofferta, perché quello che mi ha colpito di più è stata la famiglia che stava sotto, che è stata praticamente i bambini che uscivano urlando in braccio a mamma e papà, e la più grande mi ha consegnato il cagnolino perché il cagnolino ha spaurito. Loredana De Boni è stata fra le prime ad uscire di casa dopo la violenta deflagrazione che sabato notte ha devastato l'ultima porzione del residence Corte dei Fiori in via Fusaro a Feltre. La donna è ancora sotto shock. E adesso il minimo rumori salti, che mi hanno detto che è normale, ma non solo per me, anche tutti il mio vicinato. Ho assistito il ragazzo che adesso è a Padova, nel senso vicino alla barella, e lui continuava a ripetere la stessa cosa. Ho acceso la sigaretta, è esploso tutto. Nicola Boschello, 47 anni, non sarebbe in pericolo di vita, pur se sono gravi le sue condizioni di salute. L'uomo si trova ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova con ferite sul 20% del corpo, dorso, volto e arti superiori. Un miracolo per lui e un miracolo che la tragedia non abbia causato feriti, specie fra i componenti della famiglia di 6 persone che abitava al piano terra della palazzina. Ho visto il disastro qua fuori
e ho visto un mio caro amico lì fuori che chiedeva aiuto. A casa mia fortunatamente non ha avuto particolari problemi, a differenza delle persone qua di fianco. Ecco quello che resta della palazzina dove si è verificata l'esplosione sabato all'1 di notte. Sono stati posti dei teloni a protezione dell'appartamento praticamente devastato, ma la devastazione la si può vedere anche sopra quest'auto parcheggiata. Vedete che ci sono ancora i resti dei vetri delle finestre che sono esplose a causa dello scoppio provocato dal gas. Porte blindate, vetri e scuri divelti e proiettati un centinaio di metri oltre la porzione di casa che ospitava 12 appartamenti e altrettante famiglie. Subito nei confronti delle famiglie sfollate è scattata una gara di solidarietà in attesa di una sistemazione per tutti più duratura. Le persone che noi abbiamo visto quella notte erano persone che comunque avevano perso una casa, la loro casa, i loro affetti, specialmente i bambini più piccoli che non riescono bene a capire il motivo perché succedano queste cose. E quindi anche i genitori comunque sono stati molto rassicuranti e li vedo comunque abbastanza tranquilli, ecco, noi li coccoliamo. E tutti hanno contribuito. Il lavoro che hanno fatto ieri, mi sa che erano 30-40 persone, compresi i volontari, a sistemare, perché così quello che si vede ora è un niente. E sul fronte delle indagini sono a lavoro i tecnici dell'antincendio dei Vigili del Fuoco che riferiranno alla Procura della Repubblica di Belluno. Un fascicolo è stato aperto al momento e nessuna ipotesi viene esclusa, neppure quella di un gesto volontario. Stiamo facendo tutte le valutazioni e le effettueremo poi con il supporto del nucleo investigativo antincendi per accertare quali siano state le cause che hanno portato la saturazione dell'ambiente, quindi tutte le verifiche tecniche necessarie in questo caso, non escludendo alcuna ipotesi. Spetta ai Vigili del Fuoco stabilire con esattezza quali siano state le cause della deflagrazione che sabato notte ha devastato la palazzina in via Fusaro a Feltre. Nell'appartamento saturo di gas una scintilla, forse quella dell'accendino usato da Nicola Boschello per accendere una sigaretta, potrebbe essere stata la causa del devastante scoppio. Le ipotesi al vaglio della Procura di Belluno, che sull'evento tragico ha aperto un fascicolo, non escludono né accidentalità né volontarietà. La palazzina è stata dichiarata inagibile e lo sarà per lungo tempo. C'è stata una compromissione sia delle parti non strutturali ma anche delle parti strutturali, quindi la struttura in cemento armato è stata sicuramente interessata, come pure i solai, la copertura, quindi il tetto, le pareti, gli infissi e quindi tutto ciò che riguarda la parte strutturale, non strutturale e anche impiantistica. L'onda di proiezione dello scoppio ha scaraventato gli infissi verso l'esterno. I danni sono ingenti e hanno interessato anche alcune auto parcheggiate di fronte al residence. L'area è stata delimitata per consentire la raccolta dei detriti e agevolare il lavoro degli inquirenti. Si tratterà di indagini lunghe? Ma sono limitate all'appartamento e in particolare alla porzione di impianto del gas, quindi ritengo che saranno abbastanza limitate proprio perché abbiamo individuato con una certa precisione il punto in cui c'è stata la fuga di gas. La cronaca sindacale. Nel pomeriggio a Longarone si è riunito il comitato di sorveglianza Safilo. È stato un confronto che ha ribadito ancora una volta l'attenzione della politica e delle istituzioni sulla vicenda, considerando imprescindibile il mantenimento di tutti e 472 i posti di lavoro. Non uno di meno, affermano i sindacati, che al momento seguono l'evolversi della situazione definita fino a ora assai liquida. Dopo l'incontro della settimana scorsa in Safilo è stata presentata una lista di potenziali acquirenti. Uno in particolare sarebbe disposto ad acquisire più del 50% dell'azienda. I sindacati hanno chiarito anche oggi che non saranno firmati accordi in deroga. Tutti i lavoratori dovranno essere ricompresi nel piano industriale per la salvaguardia della continuità produttiva e occupazionale a Longarone.
Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento dei 4 storici alberi del giardino di Piazza dei Martiri. Siamo ovviamente a Belluno, quelli per i quali già dal 2021 era sollecitato un intervento di rimozione urgente per pericolo imminente. Fra le 4 piante individuate c'era anche il cedro piantato nel 1989 in memoria e onore di Chico Mendes, l'ecologista assassinato che lottava contro lo sfruttamento distruttivo della foresta amazzonica. Contestualmente stamattina sono iniziate le potature sulle altre piante, ma è già polemica visto che quest'ultimo intervento viene eseguito in stagione vegetativa in periodo di nidificazione. Secondo le associazioni di tutela dell'ambiente questa attività provocherà un ulteriore indebolimento degli alberi, ma anche un forte disturbo all'avifauna in dispregio alle normative in materia di interventi forestali e sul verde urbano. Così dunque in Piazza dei Martiri a Belluno. Mentre io non ho particolari aggiornamenti da darvi, è quindi tutto anche per questa edizione da Treviso e Belluno. Vi lascio al meteo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione aumenta temporaneamente sul nostro territorio, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di martedì 18 aprile. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma del tutto innocuo. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 6 e 10 gradi, massime tra i 18 e i 21 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole con qualche annuvolamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 18-21 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato in prevalenza con più nubi nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.